Pioggia e vento e a Porto Empedocle in prima mattinata si è abbattuta anche una bomba d'acqua con strade allagate e inevitabili disagi. In alcuni casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, pronti a rimuovere pericoli e insidie. Il maltempo tiene alta l'attenzione nell'Agrigentino soprattutto sul rischio alluvioni. Controlli e monitoraggio da parte dei tecnici della Protezione Civile del Libero Consorzio lungo le provinciali, precisamente la 47 e la 37 e le altre arterie interne dello stesso versante, comprese alcune ex consortili nei pressi del fiume Verdura. Gli occhi sono puntati sui volumi d'acqua di una certa consistenza dalla diga Gammauta che hanno messo a rischio esondazione e l'asta fluviale. Sotto osservazione, fanno sapere dall'ex provincia, anche i ponti e i punti più prossimi ai fiumi. Permane l'allerta meteo arancione con avviso emanato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile per forti temporali, raffiche di vento e rischio idrogeologico ed idraulico. Interventi continui da parte di tutte le squadre dei cantoni del Libero Consorzio lungo diverse strade interne per rimuovere il fango dalle carreggiate e monitorare attentamente la situazione.